Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziane. Ultima gara a Abu Dhabi, circuito Yas Marina. Voglio chiudere al meglio questa stagione e vedere insomma dove andiamo nella prossima, perché mi piacerebbe cambiare squadra. Se non cambiamo squadra però abbiamo tantissimi punti e gettoni per sviluppare la macchina, quindi in ogni caso sarà sicuramente una stagione migliore la prossima. Io direi di partire. È stata una bellissima stagione con alti e bassi, addirittura una pole position a Monza e una vittoria a Spa. Vediamo di chiudere bene a Yas Marina. Vai ragazzi, andiamo. Tensione alle stelle. Vai, partenza. Buona. Ottima partenza per il talentissimo. Leggero contatto con Vettel. No, con Raikkonen, scusate. Sesto posto comendiano. Sixth place. In inglese puro. E qua riusciamo a superare la Ferrari alla grandissima. Siamo partiti bene ragazzi. Abu Dhabi una gara favorevole come Interlagos, ma qua non farò cappelle, ve lo prometto ragazzi. Dai ragazzuoli, dai. Purtroppo forse ho sbagliato a non sviluppare di più la macchina. Madonna, davanti sta succedendo di tutto. Qua ho esagerato, infatti li devo rilasciare passare. Ok. Ho esagerato un po', più che altro per non spaccare l'ala ragazzi. Però abbiamo concesso la posizione subito, quindi siamo stati corretti, anzi ho anche perso in realtà. Bravo Q, mamma mia, slittata pura. Slittatore puro, fiori. Verstappen dietro, virtual safety. Va bene, è successo qualcosa dietro probabilmente. No, per guardare la mappa, aspetta. Non capisco, c'è Verstappen però dietro, boh. Cazzo però, ecco, strategia già forse. Sto notando che davanti hanno tutti le ultra soft. Ok. Ero convinto che qualcuno, pare che abbia in realtà i primi. Però vabbè, insomma, dai. Devo fare una seconda parte molto veloce. Dai come. Ok. Beh che ci siamo, nessun ritiro. Il primo giro è andato, ne restano 13. 13 laps remaining. Nell'inglese più puro del mondo. Adesso non so che se mi conviene sinceramente tenere la grassa adesso. Me la tengo per dopo onestamente. Che ho le ultra. Mamma mia, qua ho rischiato veramente di andare lungo. Abbiamo già Raikkonen, siamo già lontani dalla Ferrari. Però siamo quarti incredibilmente. Con un po' di fortuna siamo quarti. Dietro Verstappen e più indietro probabilmente su un contatto dietro. Non ho visto sinceramente. Comunque virtual safety car subito. Uno è andato ai box, a questo punto cambierà strategia anche. E adesso loro hanno anche le gomme più veloci chiaramente, hanno le gomme ultra prestazionali, quindi ce l'avevamo un po' in quel posto sinceramente. Un po' lungo qua, un po' lungo. Adesso il DRS è consentito. Va bene. Nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Ok, devo sfruttare questa occasione, un colpo di culo ragazzi, perché
Potrei sfruttare il fatto che dietro non c'è nessuno al podio, chiaramente lo vedo abbastanza duro. Però il quarto posto è fattibile, insomma, contando che poi è chiaro che mandi ancora un ritiro, è dato ritiro signori. Alfonso fuori, Alfonso è fuori. Ritiro per Alfonso. I cordoli sono bastardissimi, ragazzi. Sta arrivando Verstappen, fioi, Ricordo della prossima stagione 50%, raga. Sarà durissima tenere la concentrazione per tutti quei giri, ma ci saranno sicuramente più colpi di scena e già quest'anno ce ne sono stati veramente tanti. Se ne sono andati. Era prevedibilissimo, purtroppo. Poi non sto guidando al top, non sto per niente guidando al top. Cioè intendo per i miei standard, chiaramente. Ma per carità, anche le qualifiche 11esimo, ho fatto molto meglio a Interlagos. Verstappen è arrivato, ragazzi. Madonna, ma proprio la perdo completamente. Catroia. Male, molto, molto male. 10,1 secondi. Sono anche le gomme che chiaramente rispetto agli avversari sono meno prestazionali, però cerchiamo di fare un bel giro, dai. Concentration, vedi, quando parlo però vedo una differenza, ragazzi, tra le qualifiche e la gara, lo dirò sempre, raga. Io che non sono per niente un pro, per me parlare su un gioco come fate sulla carriera da solo, su PC sto dominando molto di più a leggenda, per carità mi sono messo la McLaren, però la differenza c'è, ragazzi. Per me è dura mentre ciaccolo. Verstappen è vicinissimo adesso. Mamma mia. Verstappen purtroppo è molto vicino, c'è ancora il DRS. Dobbiamo tenere, fioi. Hamilton chiaramente se n'è andato. I primi se ne sono andati. Io devo tenere assolutamente. Niente da fare, ragazzi, non vuole venire sta curva, Catroia, ma che cazzo mi sta prendendo? Ma Dio santo. Gigi ai box, guadagni una posizione. Gigione ai box. Purtroppo sono lontanissime le altre. Le vedo ancora, ma leggermente, proprio con il binocolo. Mi devo tenere molti giri queste gomme, La mia finestra è dal 9° al 12°, cazzo. Che puttana. Verstappen ci prova. Meno male che ha fatto una staccata di merda. Spero di poter cambiare il casco a fine stagione. Sto tenendo almeno su Verstappen, già una soddisfazione. Che mondiale, comunque mi è piaciuta molto questa prima stagione. Ne rimangono 9. No, Dio Cristo, no, adesso. Ma no. Ecco che sono le cagate che non devo fare. Mi sono buttato a kamikaze, Dio santo. Ho messo miscela grassa, vaffanculo, però. Male, molto molto male.
No, finalmente. Bruttissimo errore però. Brutto brutto errore. Siamo secondi. Merda lungo. Vabbè, avvertimento, fanculizzatevi. Chi c'è dietro perde, siamo secondi ma ancora per poco ragazzi. Tanti errori in sta gara, tanti errori, più che altro sempre sbavature, continue sbavature di merda. Non va bene. Vada ancora, basta, come hai rotto i coglioni, guarda. Bene che andiamo in vacanza, con sta fine stagione, mamma mia che merda. Non sono per niente soddisfatto ragazzi di sta gara finora, Tante sbavature, Verstappen è al primo posto. Troppe sbavature per il talentissimo, che è molto poco talento e tanto rincoglionito in questo periodo. Comunque chiudiamo il mondiale settimi, è una bella risultato, contando che ho fatto metà mondiale leggenda, però la strada è ancora lunga per la gloria. Anche Verstappen nei box, c'è Rosberg già dietro, fi. Pit stop. Monteremo gomme ultra morbide. Mi sta massacrando, beh, Rosberg vince. Ha già vinto il mondiale, ma vince questa gara secondo me. Dai comandino. Molto bene, sì, molto bene un cazzo, però vado di box al proprio al nono giro, Mamma mia. Bravo Kuma, meno male senza danni. Mettiamo standard, tanto non mi serve a niente. È solo la soddisfazione di essere primi, ma vabbè, non so come finirò, ma non penso bene. Per me, cioè, se vado in box adesso esco settimo. Questa è la proiezione, diciamo. Che sto anche tenendo, fondamentalmente. Stiamo anche tenendo. Che non faccio le curve sicuro, quello è il problema, perché cioè, avere la pressione di ste merde non è il massimo, Vabbè, come cerchiamo di prendere qualche punto e finire almeno la stagione con qualche punticino irridato. Le gomme sono così. Vado ai box adesso comunque, D'accordo, rientri nei box alla fine di questo giro. sì. Entro adesso e fanculo. Ok. Almeno vuole entrare ai box da primo, cazzo. Va, Vardio. Ah, non mi interessa, io non mi sposto. Vai a fanculo, Mercedes di merda. Non mi interessa, io non mi sposto. E dopo vediamo con le
ultra soft, se riesco a guadagnare qualcosina. La vedo comunque dura, però chiaramente le prime tre posizioni impossibili. Vediamo le altre. Box per il Cume, box. Ok. Il Cume box. E adesso vediamo, siamo quarti. Quinti, sesti, settimi. I coglioni, ma lì, madonna ragazzi, quante posizioni ho perso, fi? Le soste a disposizione, quella era l'ultima. Nono. 12esimo. Evviva. Male ragazzi. Molto molto male. Però le gomme migliori, adesso devo fare la remontata. Vabbè, almeno qualche punto lo voglio, cazzo, non mi interessa. Miscela Obesotta e andiamo. E che vorrei safety car, adesso sì. Ma cazzo vuole, dai però, non per i coglioni Williams. La Williams ha avuto un bel momento a metà stagione e poi si è fermata. Dai, sfruttiamo le gomme. Mamma mia. E me la prendo la posizione. Ma va a cagare, dai. Un po' aggressivo il Cume, ma ragazzi non ho alternative se voglio recuperare. Il Cume è anche questo, comunque non è senso niente, dai. Nona posizione, possiamo forse recuperarne ancora una. Speriamo. E speriamo bene anche le gomme perché sono andate ai box prima rispetto alla finestra. Purtroppo tutti hanno finito le soste, chiaramente. Il distacco è 2,8 secondi. Il distacco dal tuo compagno è 5,0 secondi. Mi fa piacere. Dai cazzo, comunque il tempo era nuvoloso come abbiamo visto dalle strategie, quindi non c'è il sole pieno ad Abu Dhabi. C'è il sole, diciamo il sereno. Dai, adesso devo dare tutto, fioi. Bisogna dare tutto, controlliamo il carburante a 1,9. Siamo ancora abbastanza tranquilli. Dai, almeno un'altra posizione, cazzo. Almeno per un finale dignitoso. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ok. Dai che la stiamo prendendo. Porca puttana. Qua ho rischiato, fiori. Dai che siamo vicini a Grosjean. Siamo molto vicini al Grosji. Dai cazzo. Se arriva una perturbazione, Sì, lo so, merdaccia. Ecco. Niente, c'è sta curva, proprio non la interpreto nella maniera giusta. il distacco dalla prima è 17. Dai cazzo, con le ultra soft, però non posso non prendere l'as. Jolion è appena rientrato ai box. Jolion ai box. Distacco dall'auto davanti, 1,5 secondi. Dai, il primo settore è sempre, faccio sempre bene quasi non i tracciati.
Dai, come spingi sto catorcio infernale. Dai. 0,85 di carburante. L'asse è più forte di me, ragazzi. Come prestazioni. No? Mamma mia. Te la fa, non vado neanche in zona di RS, Dio Cristo. Con le gomme migliori. E purtroppo nessuno di loro deve andare ai box, penso, cioè. In certi punti guadagno, ma in altri perdo. Vettel alle soft. Niente. Niente da fa, come niente da fa. Facciamo respirare un po' il motore. Attenzione, però sta rallentando. Non capisco. Che cazzo, sta rallentando. Sta rallentando il Grosjean. Guarda quanto ho guadagnato in un secondo, Cristo santo. E non posso. Devo rischiarla, fioi. Il Grosjean ha fatto un crollo di postazione, non capisco il perché. Guarda com'è lento. Guarda com'è lento il porco. Dai, come, dai, cazzo. Dai, che lo possiamo prendere, Roman. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto, siamo solo un giro sopra il target. Ecco. Passa la miscela 2 al più presto. Sì. Questa non ci voleva. Niente, non riesco a prenderlo, cazzo. Ma porca di quella vacca. Non sono riuscito a sfruttare l'occasione, però male. Molto male. Dai, comandino, Cristo santo. Siamo vicinissimi. Distanza dal compagno di scuderia 26,0 secondi. Buono, mi fa piacere. Dai, grande come. Eccolo qua. E tutti applaudono il come, yes! Dai che finiamo bene la stagione. Adesso c'è Perez, ma Perez è troppo lontano purtroppo. Mamma mia, quel Grosjean mi ha... Mamma mia, quanto ho rischiato. Mamma, quanto ho rischiato per guardare dietro. Dio Cristo, mi sono visto fuori. Ho rischiato il quarto ritiro. Oh, non mola il Grosjean. Che lotta fioi con il Grosjean. Lotta pura. Ragazzi, siamo all'ultimo giro ormai, Ok, il carburante c'è. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ok, inizia l'ultimo giro del mondiale, signori. Il distacco dalla vettura dietro di te è 0,5 secondi.
Dai che finiamo con un buon... Oh, bene, bene. Questo è il punto dove guadagno di più. 4,6 secondi. Dai, andiamo a casa, fioi. Con un ottavo posto buono, dai, alla fine serve un buon risultato. Sta arrivando il Grosjean. Non riusciamo a chiudere la porta. Dai ragazzi, dai. Sono concentrato ragazzi, scusate. Vai. Miscela grassa. E finiamo di grasso. Vince Rosberg. Vince Nicolino Rosberg. Mercedes campione del mondo costruttori. Rosberg campione del mondo piloti. In questo primo anno, mamma mia, sto rischiando. E finisce il mondiale anche per noi. Ottavo posto in volata. Bravo Kume, very compliment. Proprio come ti avevamo chiesto. E adesso vediamo. Ecco i piloti che escono a prendere i trofei. Rosberg vince il mondiale intanto, felicissimo, il suo primo mondiale, il primo dell'era Kumenda. Il primo dell'era kumendiana. Come questi risultati si riflettono Finiamo sui settimi. piloti. Ottimo Bene. risultato per Nico Rosberg, che stacca i suoi inseguitori per il primo I costruttori posto. stravince la Mercedes, ragazzi. La vocerà l'albo d'oro kumendiano e tutto quanto. Fatta ragazzi, adesso vediamo che succede. Adesso vediamo. Ora abbiamo 2600 punti, ok. La sezione deve essere superiore a quella aspettativa, giusto nella posizione del campionato, tutto come per le scuderie della zona, avete accumulato abbastanza punti per farci classificare sesti nella costruttori. Non vediamo l'ora di partecipare alla prova. Evento contratto. Ciao puttana. Posso parlarti? Sì, sì, amore, dai. A quanto pare hai fatto polvo. Guarda qua, sono arrivati stamattina. Ti andrebbe di cambiare aria? Oddio. Calma. È un rischio, perché la McLaren è superiore a noi, però non di troppo, non mi ricordo. Però c'era nell'area la scuderia di Walking. Ragazzi, voglio riportare la McLaren ai fasti. Sì. Contratto di 2 anni con la McLaren, con clausola se mi chiama la Ferrari. Sì, ragazzi. Il Kume sprofonda nella cosa più curiosa, cioè va la McLaren, un team rivale della Ferrari. Allora procedo. Procedi, amore, basta mi fare un pompinotto. Si va alla McLaren Honda, signori, con Alfonso. Per fare qualcosa di bello, fioi. Per fare qualcosa che deve rimanere nella storia di questo sport. Vediamo se l'ho azzeccata. Beh, dai. Sono vicino alla Ferrari, c'è molto dislivello, dai. Dopo la sviluppo io. Ragazzi, prossima stagione alla McLaren Honda. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!